Adesso ci spostiamo a Sassari, dove il Consiglio Comunale discuterà un ordine del giorno a favore del referendum promosso da Dodore Meloni, come sapete bocciato dalla Regione. Sentiamo Gibi Pugioni. Il Giro della Sardegna intrapreso dall'indipendentista Dodore Meloni ha toccato Sassari. Incontro con il sindaco Gianfranco Ganau e il presidente del Consiglio Comunale Luciano Chesa. Meloni ha illustrato i motivi del suo viaggio fra i comuni dell'isola preparato all'indomani della decisione della Commissione regionale di ritenere inammissibile il referendum voluto da Meloni composto di un solo quesito. Si è d'accordo in base al diritto internazionale delle Nazioni Unite al raggiungimento della libertà del popolo sardo con l'indipendenza? Per il sindaco Ganau l'iniziativa di Dodore Meloni è condivisibile. Non è la competenza di questa commissione, credo che sia competenza della Corte Costituzionale a cui andava eventualmente inviato il quesito referendario. Da questo punto di vista credo che una discussione in Consiglio sui temi sollevati, anche sui temi della legittimità dell'azione della commissione referendaria della Regione sia assolutamente opportuna. Meloni non sa ancora quando concluderà il suo tour nell'isola, ha richieste da più parti e quindi è possibile che l'agenda si arricchisca di nuovi impegni. Questa visita a Sassari è una delle ultime del viaggio tra sogno e realtà. Cosa le sta dando sul piano personale e su quello dell'impegno politico? È fantastico perché abbiamo visto oggi il sindaco Ganau, il capo del Consiglio Comunale, il presidente del Consiglio Comunale, esprimere con forza quelli che sono i sensi della dignità, e cioè delle questioni di principio in cui dobbiamo lottare insieme, in modo che questi diritti non ci vengano mai più tolti. Al sindaco Ganau il leader indipendentista ha fatto omaggio di 2 bottiglie di vino della sua produzione e delle banconote della Repubblica di Maluentu. Ganau gli ha invece consegnato un recente volume sulla storia dei candelieri.